dei lavoratori più umili e più in difficoltà. Per guadagnarsi il pane caro, muoiono, si cresce, più responsabilità. Le imprese non possono essere tutte quelle che abbiamo di fronte a gestire il lavoro, alcune di loro per spregiudicatezza o per incapacità mettono a rischio la vita dei lavoratori. Chiediamo al governo un solo titolo: selezionare le imprese e un piano di formazione e di formazione continua sulla sicurezza. Siamo accanto alle famiglie dei caduti e a loro dedichiamo questa nostra assemblea. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud. Non solamente delle organizzazioni del lavoro, ma dei lavoratori italiani. L'unità che non è mai un fine, è uno strumento che deve servire a risolvere i nostri problemi, non a complicare. E l'unità spesso viene utilizzata per complicare i problemi, non per risolvere. Responsabilità, tolleranza, disponibilità. C'è in gioco anche, ecco perché siamo qui, anche la natura autonoma del sindacato, la sua natura autonoma e la sua natura di soggetto contrattuale. Sembrano così banali queste discussioni. Dopo mesi di discussione con la Confindustria e dopo mesi di preparazione paziente per costruire uno dei più bei documenti di riferimento comunitari della storia sindacale degli italiani. Quanta pazienza! Quanta pazienza! Quanta pazienza! Per modificare noi, pur di modificare gli altri. Che è un'attitudine che deve essere maggiormente coltivata, senz'altro da noi, ma anche dagli altri. Dopo mesi di preparazione, dopo tanti anni di fallimento, sempre per lo stesso vizio, sempre per lo stesso vizio dello stesso soggetto, che significa dire che bisogna ritornare alla piattaforma unitaria, peraltro deformata. Come se dopo lungo negoziato l'unica verifica da fare è se prevale la posizione sindacale integralmente o addirittura la posizione integrale di Confindustria. Questa cosa demente che purtroppo nell'ultimo giorno ha messo tipo a ritmo muscolare e sta rovinando l'Italia, perché sta diventando solo veleno, non energia per mettere insieme la gente e fare bene. Quando gli accordi si fanno in due e gli accordi durano se sostituiscono anche il soggetto.
per confrontarsi con questo e per partorire dopo l'uno e l'ultimo dei risultati davvero pesanti quando gli accordi si fanno con lui e quando in mezzo non c'è la politica e quando c'è la responsabilità e quando c'è il coraggio di prendersi le proprie responsabilità dentro le proprie organizzazioni, che essendo fatte milioni di persone all'articolazione di pensiero, ma alla fine chi è democratico e vuole davvero che alla fine si decide attraverso la maggioranza. Vorrò vedere quando intenderà il mio collega gestire l'opinione prevalente della sua organizzazione per essere affidabile per se stessi, ma anche per il pluralismo sindacale